Salve a tutti, vediamo ora di capire intuitivamente le proprietà dei logaritmi. Ad esempio abbiamo che il logaritmo di un prodotto è la somma dei logaritmi e abbiamo che il logaritmo di un quoziente è la differenza dei logaritmi. Adesso in questo video non vi faccio la dimostrazione, però l'idea intuitiva, vi do l'idea intuitiva. Cosa sta alla base di queste regole? Sta la regola che già conoscerete, che se io moltiplico due potenze con la stessa base, gli esponenti si sommano e il logaritmo in pratica è il valore di un esponente. Gli esponenti si sommano, e invece qui la regola, l'idea è quell'altra regola che dividendo due potenze con la stessa base gli esponenti si sottraggono. È da qui che in pratica vengono fuori queste regole. Adesso facciamo un esempio numerico. Qua per il prodotto facciamo il logaritmo di 10 per 100 e facciamo un logaritmo in base 10. Per convenzione, quando è logaritmo in base 10 qua non si scrive niente, si scrive log e basta. Allo stesso modo in cui quando facciamo la radice quadrata non andiamo a scrivere 2 perché è la radice seconda, è una convenzione. Allora, usando la regola, logaritmo di 10 per 100 è logaritmo di 10 più logaritmo di 100. Allora adesso 10% fa 1000. Quanto è il logaritmo in base 10 di 1000? È 3, perché 10 alla terza è proprio 1000. Qua abbiamo 3. Logaritmo in base 10 di 10 è 1, perché 10 elevato alla 1 è 10. Logaritmo in base 10 di 100 è 2, perché 10 alla seconda è 100. Quindi abbiamo che 3 è uguale 1 più 2. Sì, vale. Adesso facciamo anche un esempio numerico anche per il quoziente. Logaritmo di 1000 fratto 10, secondo la regola è logaritmo di 1000 meno logaritmo di 10. Allora, logaritmo di 1000 è 3, l'abbiamo visto un attimo fa. 10 alla 3 fa 1000. Logaritmo di 10 è 1, 10 alla 1 fa 10. Qua 1000 diviso 10 fa 100, il logaritmo di 100 è 2. Quindi abbiamo che 2 è 3 meno 1, che è corretto. Vediamo ancora queste altre regole. Logaritmo in base a di x alla n e n per logaritmo in base a di x. Quindi in pratica se abbiamo un esponente questo si può portare davanti al logaritmo. Però questo, se ci pensate, è semplicemente una conseguenza delle regole del prodotto. Qui abbiamo due fattori, x per y, e si va a sommare, ma anche se avessimo più fattori si andrebbero comunque a sommare i logaritmi. X alla n significa x per x n volte. E quindi avremo logaritmo di x più logaritmo di x più logaritmo di x, e quante volte? N volte il logaritmo di x. Queste altre proprietà in realtà ci dicono semplicemente che la funzione esponenziale e la funzione logaritmo sono inverse l'una dell'altra. Se applico una all'altra torno indietro, quindi qua x otterremo x, qua x otterremo x. Cioè se a viene elevato a questo logaritmo, come vi ho detto, il logaritmo è un esponente. Questo è l'esponente proprio quale? Quello che serve ad a per ottenere x. E beh, se mettiamo a questo esponente otterremo proprio x. Al contrario, qua cerchiamo di calcolarci l'esponente che serve dare ad a per ottenere a alla x. Beh, qua a è elevato proprio a questo, è proprio x quell'esponente. L'esponente dobbiamo dare ad a per arrivare ad a alla x. Beh, è x, a alla x e a alla x. Ok. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.